Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Friuli 2013, argomento di questa settimana, la sanità. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa puntata è Sanità, trapianto di una riforma. Parleremo della riforma sanitaria, lo faremo naturalmente con i nostri ospiti in studio, sanità che è stata uno degli argomenti, e lo è sempre, più importanti della campagna elettorale per le regionali. Noi ci occuperemo nel dettaglio della sanità in Friuli Venezia Giulia, ma naturalmente anche grazie al collegamento con Milano, dove c'è il direttore di Libero Maurizio Belpietro, faremo anche un po' una fotografia di quello che è il quadro nazionale. Io saluto intanto gli ospiti qui in studio. Buonasera alla mia sinistra l'assessore Sandra Tedesca, assessore regionale della sanità. Buonasera. Buonasera all'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo. Buonasera. Buonasera a Omar Monestiere, il nostro opinionista fisso, opinionista di punta, direttore del Messaggero Veneto. Buonasera. Buonasera. E naturalmente buonasera a Giovanni Bertoli, che torna a trovarci dopo un po' di tempo, direttore del settimanale Il Friuli. Buonasera. Andiamo subito a Milano da Maurizio Belpietro, intanto per il buonasera anche al direttore del quotidiano Libero e per chiedere subito una fotografia di quella che è la situazione in Italia. Direttore, noi qui in Friuli Venezia Giulia siamo fortunati perché stasera parleremo di fondi, di come ristrutturare una sanità che però come prestazione sicuramente può essere considerata una delle eccellenze di questa regione, non soltanto nel Friuli Venezia Giulia, in un contesto di contrazione di fondi e disponibilità. C'è però in Italia sicuramente un'Italia che viaggia a due velocità, perché quanto alle prestazioni abbiamo dove si spende tanto ma le prestazioni sono di alto livello, dove si spende tanto invece c'è tanta mala sanità. Assolutamente sì. Buonasera innanzitutto. Sì, ne sono stati fatti tanti di quegli studi sulla situazione della mala sanità e in generale sulla spesa sanitaria in Italia, che ormai forse si è quasi stanchi di parlarne, nel senso che in tutti questi anni si è discusso moltissimo di come fermare la spesa sanitaria che cresce a dismisura, e forse la spesa principale, quella che si porta via il maggior numero di fondi dei bilanci regionali, ciononostante non sempre restituisce al cittadino, al contribuente che paga le tasse, un servizio adeguato. E da quando è stato introdotto il federalismo, anziché agevolare il controllo della spesa sanitaria, si è peggiorata la situazione, perché le regioni spendono più di prima e restituiscono alla gente servizi sempre più scadenti, con minor controllo. Ricordiamoci che abbiamo anche una serie di regioni che sono sottoposte ad amministrazione straordinaria, sono praticamente commissariate, cioè lo Stato dice a queste regioni qual è la spesa che devono mantenere e come rientrare dell'enorme debito che è stato accumulato. Ci sono regioni come il Lazio, ci sono regioni come la Campania, ci sono regioni anche come la Calabria e così via. Tantissime sono le regioni che si trovano in questa condizione, in particolare appunto quella del Lazio. Ci sono regioni come la Calabria dove addirittura non è neppure chiaro benissimo com'è il bilancio regionale e quanti sono i fondi che vengono stanziati a favore della sanità, e tutto ciò a fronte di un numero elevatissimo di ospedali, alcuni addirittura a pochi chilometri l'uno dall'altro, che però non forniscono adeguati servizi. Ricordo che ci fu qualche tempo fa il caso di una ragazzina morta alla Mezzia Terme, ci fu una indagine fatta dalla commissione parlamentare, allora era il centrosinistra, come adesso per la verità, al governo, il ministro della sanità era Rosi Bindi e il presidente della commissione sanità era l'attuale sindaco di Roma, Ignazio Marino. Marino e gli altri andarono a vedere come era stato possibile che una ragazzina di 16 anni che doveva subire un intervento abbastanza ridotto fosse morta durante, e scoprirono sostanzialmente che i medici di quell'ospedale non erano in grado di fare una tracheotomia, che è un intervento abbastanza paradossalmente semplice per salvare una persona che non riesce a respirare, ma in quel caso nessuno dei medici presente l'aveva mai fatta e quindi non sapeva come farlo. Fra l'altro la ragazzina, ovviamente, sentendosi mancare il respiro, doveva essere controllata. Risultato, questa commissione d'inchiesta accertò che bisognava chiudere questi ospedali che non erano
sicuri, che non avevano personale adeguato, bisognava costruire un nuovo ospedale. Furono anche stanziati dei fondi, ma che mi risulti poi gli ospedali rimangono ancora lì, ci sono ancora ospedali con tanti paramedici e tanti medici e pochissimi posti letto, così come c'era prima. Credo che ci siano stati degli studi, in particolare uno del professor Ricolfi, che è un sociologo di Torino, che ha calcolato quanto si potrebbe risparmiare per esempio sulla spesa sanitaria. Bene, si potrebbe risparmiare moltissimo facendo dei tagli di buon senso, che ovviamente non vadano a danno del malato, ma anzi vadano a favore del malato, perché non è detto che tanti ospedali e tanti presidi sanitari poi siano davvero utili a chi ha bisogno di cure. A volte servono degli ospedali magari un po' più lontani, ma molto più specializzati, molto più attrezzati e soprattutto preparati ad affrontare le emergenze o anche soltanto a curare delle malattie che diventano sempre magari più difficili da curare. Bene, direttore, intanto ne abbiamo visto una videata, quella che riguardava il rapporto tra la spesa sanitaria a livello nazionale con il PIL. Come vedete c'è un grafico che va sempre a salire e ci propone anche quella che sarà poi una situazione in futuro. Questo è uno studio del Ministero delle Finanze, la fonte del Ministero delle Finanze, un PIL che arriverà intorno anche all'8, 9, 10% del rapporto spesa sanitaria-PIL, mentre a livello regionale pesano molto di più questi fondi, perché come ci ricordava il direttore Belpietro, la spesa è stata demandata alle regioni e alle regioni incide intorno a tra il 40 e il 70%, poi dipende. Io vorrei cominciare da Renzo Tondo. Lei aveva un'idea di riforma della sanità in Friuli Venezia Giulia, poi la sconfitta alle elezioni regionali le ha lasciato un po' il colpo in canna, non è riuscito insomma a mettere in pratica quella che era la sua idea. Poi vedremo quella che invece è l'idea dell'assessore Tedesca che sta portando avanti. Ma io avevo promosso l'inizio di un percorso che prevedeva sostanzialmente la riduzione del livello istituzionale, cioè passare da 9 a 6 aziende sanitarie. So benissimo... Vediamo un attimo a supporto di quello che lei sta dicendo, mi scusi, la videata della situazione attuale e poi vedremo anche quella della sua idea di sanità. No, ma lo so bene, lo sapevo allora, che questo era inizio, era insufficiente rispetto ai temi di cui avevamo bisogno. Ne ha accennato il direttore Belpietro, il quale dice sostanzialmente ridurre l'offerta di presidi sanitari. Questo tema non è ancora iniziato da nessuna parte. L'unica e ultima vera riforma che facemmo, che la Regione fece in questo campo, fu quella di Fasola nel 94. Da allora tutto tace, compresi i miei 5 anni, quindi assumo le responsabilità per questo momento difficile in cui non siamo riusciti a fare ciò che dovevamo. Avevamo prodotto un passo avanti alla fine legislatura. Non capisco perché non sono riuscito a capire, nonostante il dibattito in Consiglio regionale, perché torniamo indietro anche a questo passo, che era certamente insufficiente, ma era un inizio di un percorso che comunque portava alla riduzione delle aziende sanitarie. Poi bisogna fare molto di più, ecco. Il percorso sarà difficilissimo, perché quando si tratta di tagliare in questo Paese, insomma, è molto più complicato. Io ricordo anche questa campagna elettorale, dove ci sono state ovviamente polemiche, eccetera, ma il leitmotiv della sinistra in questa campagna elettorale è stato i ticket. Noi, diceva il presidente Serracchiani, aboliremo i ticket. Non se ne parla più. Sono passati 6 mesi e dei ticket non se ne parla. Ecco, allora... Beh, ora chiediamo all'assessore. No, ma quello che vorrei dire è che faremmo tutti un salto di qualità e una maturità anche personale di ciascuno di noi se cominciassimo a pensare che su questo tema non dobbiamo più strumentalizzare. Se chiudiamo un ospedale non è che chi lo chiude deve portare il demerito e gli altri vanno lì ad aizzare la gente a dire non si doveva chiudere. Se non si mettono i ticket non si può dire a scarsità di risorse come siamo ora che noi toglieremo i ticket. È demagogia pura che fa male a chi governa ma fa male anche ai governati. Assessore, lei è stato chiamato in causa anche perché, se non sbaglio, anche lei qualche mese fa aveva parlato di questa ipotesi di riduzione del ticket, e in un quadro così difficile come ricordava Renzo Tondo, ma insomma lo sappiamo un po' tutti che la situazione è quella che è per quanto riguarda i fondi a disposizione. No, io appunto siamo col taglio del ticket. Sulla questione del ticket, anche qui vorrei che non ci fossero fraintendimenti. La questione del ticket che era stata posta in campagna elettorale dalla Presidente Serracchiani non era generica sul ticket complessivo. Se ci ricordiamo, nel 2010, credo, lo Stato ha inserito un ticket aggiuntivo
peraltro considerato sciagurato poi da tutti, adesso lo stesso ministro attuale si è rifiutato di prepararne un altro analogo per il 2014, che è il famoso super ticket che è stato bloccato, perché questo non era, si aggiungeva al ticket normale introducendo una sorta di balzello che erano i famosi 10 euro a ricetta. Per ogni ricetta rossa emessa, oltre al ticket eventualmente previsto, si aggiungevano questi 10 euro. Questo, dico, tutte le regioni lo avevano dichiarato una scelta sciagurata, e infatti ha prodotto degli effetti abbastanza devastanti, perché l'aumento dei 10 euro che cosa ha prodotto? Ha prodotto nelle classi meno abbienti proprio la rinuncia a fare eventuali esami diagnostici che invece prima venivano fatti. Diciamo che è stato un modo di perseguire la riduzione della spesa, però assolutamente inappropriato, perché alla fine hanno rinunciato a fare la diagnostica necessaria solo coloro, in qualche modo una scelta per ceto. La possibilità che avevano le regioni allora, quando è stato introdotto questo ticket aggiuntivo, quindi non stiamo parlando dei ticket in generale che sono 36 euro sulle prestazioni diagnostiche e altri ticket sugli esami di laboratorio, le regioni avevano una possibilità di aprire una trattativa con il governo nazionale per inserirlo rimodulandolo. La Regione Friuli Venezia Giulia, l'allora Presidente Tondo, effettivamente cercarono un'altra strada, non la negoziazione sulla rimodulazione, adesso poi il Presidente semmai ma addirittura era stato in qualche modo impugnato in virtù dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia, si chiedeva proprio la non applicazione. Poi la Corte Costituzionale diede torto alla Regione, per cui si applicò e a quel punto si rinunciò anche a questa rinegoziazione. Noi quando diciamo così, ci siamo insediati come giunta, siccome questo era un tema della campagna elettorale, abbiamo subito cercato di aprire una trattativa con il governo nazionale per questa rimodulazione. Rimodulazione vuol dire rivedere i 10 euro, perché questo era possibile fare, giocando in parte sui redditi, in parte sulla tipologia di prestazioni, per renderlo più equo. Qual è stato il problema? Un problema tecnico, che il Ministero allora aveva emanato un decreto dicendo qual era l'introito che si doveva garantire, che era pari a 24 milioni di euro. Io banalmente, guardando le carte, facendo due conti, ho verificato che 24 milioni di euro era assolutamente impossibile, perché in realtà l'introito vero era 12 milioni di euro. Quindi abbiamo dovuto anche andare a far correggere, questo ci ha fatto perdere un po' di tempo, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, far correggere questo importo. Una volta corretto, adesso possiamo procedere alla rimodulazione. Stiamo parlando di 12 milioni di euro e del ticket dei 10 euro a ricetta. Non quello dei 36, quello non era in discussione, quello non è attualmente in discussione. Che il taglio riguardava solo quella parte ticket, lì. Ma quella parte negoziabile. La mia domanda senza problema, allora lo toglierete? Cioè siete in grado di togliere questo ticket oppure la promessa della Serracchiani, come accade in campagna elettorale, abbiamo l'onestà di dirlo, quando si fa campagna elettorale si fanno molte promesse. Questa, a mio avviso, è stata una promessa che sapete che la Serracchiani sa di non poter mantenere. Ecco, allora ho preso questo spunto da questo, non voglio più fare polemica su questo, perché secondo me è arrivato il momento in cui su questi temi non possiamo più permetterci il lusso di raccontare protole alla gente. Dire in campagna elettorale che il ticket lo toglievamo, la rimodulazione eccetera, è stata una mossa di pura demagogia, e tale rimane ancora oggi. E vi scontrerete col bilancio fra pochi giorni, quando dovete farlo. Assolutamente no, Presidente Tondo, perché le ricordo che moltissime regioni lo hanno fatto, garantendo l'introito e rimodulando il ticket. Perché ovviamente non è semplice, però si gioca in parte sul reddito e in parte anche sulle tipologie di prestazioni. Non so se lei sicuramente sa. Da un'altra parte si può rimodulare. Rimodulare sulla base del reddito, ma per esempio che cosa sta succedendo? Ci sono alcuni esami il cui costo in privato è inferiore all'importo del ticket, e allora che cosa si sta in qualche modo assestando da sola questa cosa? Molta gente, gli stessi medici di base dicono vada privatamente. Allora è una questione sulla quale invece si può assolutamente ottenere un risultato, garantendo comunque quell'introito in una gestione complessiva. Io credo che questa promessa riusciremo a mantenere. Resta il fatto però che continuiamo a discutere su come far pagare o non far pagare all'anello terminale della catena, che è il fruitore della prestazione sanitaria, cioè il cittadino utente, il costo della sanità, mentre si parla molto poco, io credo, della progressione a monte della spesa, che è quella che è continuata, che è esplosa letteralmente in questi anni. Ora io
mi rendo conto che chiudere gli ospedali è diventato anche tecnicamente impossibile, perché si mettono le comunità una contro l'altra, la politica poi fa a gara, nonostante le buone intenzioni palesate dal Presidente Tondo, gli auspici da lui formulati qui, poi in realtà quando si va sul territorio a fare campagna elettorale la chiusura dell'ospedale è un tema molto importante. Quello che io vorrei sapere dall'assessore, ma mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensa il Presidente Tondo, è come fare incidere all'inizio della scala della spesa. Noi in Friuli Venezia Giulia, per restare alle nostre questioni, abbiamo delle spese relative alla tecnicalità degli apparati ancora molto alte, le aziende non dialogano fra di loro per quanto riguarda i sistemi informatici, abbiamo delle spese spaventose di gestione dei centri di calcolo, non sappiamo cos'è il cloud per la sanità, che ormai tutte le aziende lo stanno sperimentando, e abbiamo in casa un'azienda di proprietà regionale che dovrebbe occuparsi soltanto di questo, che peraltro ha un congruo numero di dipendenti, quindi immagino anche un costo non indifferente. Non abbiamo un centro unico di spesa. Ecco, insomma, prima di arrivare al ticket e alla chiusura degli ospedali, che pure andrebbero differenziati fra di loro quanto a prestazioni, forse c'è dell'altro che possiamo fare, e io di questo francamente continuo a sentir parlare troppo poco. Magari è colpa nostra che siamo disattenti a queste cose più tecniche, però Assessore, ecco, ci sorregga. Il direttore Monastieri ha toccato il tasto vero, quello sul quale anch'io sto battendo molto, che al di là delle riforme che sono importanti perché mettono in sicurezza il sistema a lungo periodo, ma c'è tutto un altro aspetto. Noi abbiamo cominciato col ticket perché voi mi avete fatto la domanda, ma in realtà il ticket è una quota molto marginale, perché stiamo parlando di una spesa di 2 miliardi e 200 milioni, parlare 12 milioni, la compartecipazione è marginale. Quello che dice il direttore invece è vero. Secondo me, prima di tutto, quando si parla di sanità bisogna cominciare a parlare di una buona gestione della sanità. I temi che lei ha toccato sono veri. Cercare di capire dove è possibile anche nell'immediato, anche con una buona gestione, è quello importante. Lei ha toccato un tema per esempio importante, l'informatica, il sistema informativo. Il sistema informativo per una sanità che funziona e che è razionale ed efficiente ed efficace è fondamentale. In questa regione su questo, io credo che anche su questo forse il Presidente Tondo potrebbe convenire con me, sulla parte sistema informativo noi siamo rimasti molto indietro, c'è qualcosa che non funziona. Il mettere in rete i medici di medicina generale per avere una sanità che funzioni di più con gli ospedali, il fascicolo sanitario, in questo momento ci trova abbastanza impreparati, perché secondo me dobbiamo rendere più efficace ed efficiente il nostro sistema informativo regionale, che è uno degli elementi. Tondo. Ma partiamo dal presupposto che non possiamo, a mio avviso, illuderci che la spesa sanitaria in termini assoluti decresca. Non possiamo illuderci perché siamo, per fortuna, abbiamo significa un quadro che riguarda una società... la spesa fino al 2012 certa, poi 2013 ancora non si è chiuso, siamo intorno ai 2,2 miliardi, 2014 si ipotizza un calo. Ma guarda, siamo una società che invecchia progressivamente, no? Viviamo tutti di più. Quando nacqui io l'età media della vita era 63 anni. Sono passati un po' di anni, ma insomma adesso si vive molto di più. Ci sono più medicine, ci sono più cure, ci sono più attenzioni, ci sono più tecnologie. Quindi è evidente che noi dobbiamo assicurare ai nostri cittadini il meglio rispetto a questo. Ci sono due elementi, uno a lungo termine, che è la prevenzione. E su questo devo dare atto che l'assessore anche l'altro giorno in Consiglio ha fatto un intervento che ho apprezzato da questo punto di vista, cioè puntare molto di più sulla prevenzione, sulla cultura della salute, che deve far parte del patrimonio personale e collettivo di ciascuno di noi. L'altro però è quello che la prevenzione produce risultato in termini un po' più lunghi. Dobbiamo immaginare subito interventi che possano consentirci di recuperare risorse, perché altrimenti all'oncologico non diamo la risposta che gli interessa. I macchinari che ci servono per fare le laparoscopie non possiamo acquistarli. Che cosa dobbiamo fare? Intervenire sulla struttura attuale, che è una struttura ridondante, non possiamo non ammetterlo. Il direttore dice che è difficile chiudere ospedali, io non dico che deve chiudere, bisogna trasformarli, bisogna evitare i doppioni, bisogna fare in modo che i reparti speculari possano diventare unici, dobbiamo fare in modo che non ci si arrabbi se si chiude un punto nascita e se in quell'ospedale si fa qualcos'altro. Quindi io credo che non ci sia assolutamente bisogno di chiudere nessuna delle strutture che oggi abbiamo, ma di trasformarle sì in base a ciò di cui abbiamo bisogno. Oggi abbiamo bisogno di hospice, di malati terminali, di accoglienza per gli acuti, di cronicità,
perché viviamo tutti di più, vivono tutti di più e abbiamo bisogno di averli sotto la porta di casa. Ma l'acuzia bisogna invece che sia curata in centri specialistici dove i costi sono altissimi. Se noi non poniamo in mano questo, non riusciamo ad avere le risorse per quelle prestazioni elevate di servizi come abbiamo bisogno. Bertoli. Io approfitterei della presenza. Poi torneremo dal direttore, scusami, a Milano anche per chiedere ancora naturalmente un suo intervento, oltre su quello che abbiamo detto finora e che il direttore da Milano ha ascoltato, poi farò una domanda a Belpietro. Bertoli. Io approfitterei della presenza dell'assessore Telesca qui perché negli ultimi tempi abbiamo capito che la nuova giunta regionale ha intenzione di promuovere un amplissimo confronto con tutti per ridisegnare una riforma complessiva della sanità in regione. Tondo stesso anche qui ha ammesso che non fu abbastanza coraggioso, un coraggio che oggi è richiesto alla nuova giunta regionale. Adesso, al di là delle questioni sul ticket, i 10 euro, i 5 euro, che poi si risolvono, come giustamente e molto onestamente riconosceva l'assessore, nel fatto che poi il mercato le cose le risolve per conto proprio, perché la gente va a farsi le analisi in privato, questa è la verità, perché ci mette di meno e costa meno. Ecco, volevo chiedere all'assessore Telesca se è già in grado in qualche modo di anticiparci quali saranno queste scelte coraggiose che intende compiere la nuova giunta regionale. C'è una tematica sulle aziende sanitarie, insomma io ricordo che Tondo le aveva ridotte a 3, ma insomma Illy ne voleva fare una sola. Questa giunta come intende procedere? Questi ospedali, questa rete ospedaliera che da tutti viene definita ridondante, sarà tagliata in qualche modo? Non mi aspetto che mi dica che chiuderemo questo o quel piccolo ospedale, ha parlato l'assessore già di riorganizzazioni, insomma di rivisitazioni, però insomma devono cominciare a dirci anche quali saranno le scelte coraggiose, perché ci vuole coraggio, mi rendo conto, ma è il tempo del coraggio, credo, visto che le risorse sono quelle che sono. E poi c'è anche un'altra tematica che sarà sullo sfondo, di cui nessuno parla perché è spinosissima. Abbiamo una regione da 1.200.000 abitanti e 2 facoltà di medicina in questa regione. Io per primo sono attaccatissimo all'Università di Udine, così come a Trieste sono molto attaccato all'Università di Trieste. La domanda però che non possiamo non porci è: ce le possiamo permettere? E voi cosa ne pensate in merito? Allora, sul coraggio sono assolutamente d'accordo e anche sulle analisi che ha fatto il Presidente Tondo siamo d'accordo, perché poi anche nel confronto in aula è emerso che i mali, o perlomeno dove incidere, è una cosa che in qualche modo ci trova abbastanza concordi, credo. Il discorso della cronicità è evidente, ma non lo diciamo solo noi nella nostra regione, ormai è un problema anche si stanno ponendo tutte le regioni. E quindi c'è necessità di spostare risorse. Io non mi piace parlare mai di tagli, in realtà noi dobbiamo recuperare risorse per spostarle dove servono. Io credo che un termine corretto per la chiave di lettura di volta per una vera riforma è appropriatezza, appropriatezza che vale in tutti i sensi. Dobbiamo fare quello che serve e eliminare quello che non serve. Vero è che c'è una ridondanza della rete ospedaliera e questo è, lo diceva prima anche il direttore Belpietro, è legato anche a un problema di appropriatezza e competenze. È difficile riprodurre competenze molto elevate in tanti posti, per una serie di motivi, perché devono essere appoggiate alle tecnologie, perché tutti sanno ormai che in medicina un chirurgo che fa e la quantità di interventi che fa dà più garanzie di sicurezza. Se io faccio un intervento alla settimana sicuramente sono meno sicuro e do meno garanzie di sicurezza di un chirurgo che fa 10 interventi al giorno, quindi questo è di base. Revisione della rete ospedaliera fa parte, sicuramente è un oggetto da affrontare in una riforma sanitaria. Quello sul quale non concordiamo, credo, sono proprio le modalità della ricetta che in qualche modo è stata trovata, ammesso forse anche dal Presidente stesso, forse era incompleta, era insufficiente. Per me partiva dal presupposto sbagliato, non è tagliando 3 aziende sanitarie che lì non comprendevo quale fosse il progetto di revisione di rete ospedaliera. Proseguiremo dopo, Assessore, su questa strada, perché abbiamo il direttore Belpietro a Milano, che tra l'altro poi siamo anche in orario, come diciamo sempre, di chiusura del giornale, quindi naturalmente non vogliamo trattenerlo più del dovuto, più del lecito da parte nostra. Direttore, lei su quale altro aspetto si può andare ad incidere per migliorare il rapporto spesa-qualità della sanità in Italia?
Ma guarda, ho sentito tanti discorsi di buonsenso sia dal Presidente Tondo che dall'assessore, tutte cose che parzialmente condivisibili, insomma, no? Cioè, il problema è però come si fa e quando si fa, perché tanti bei discorsi di principio poi vanno tradotti in pratica. Io parto dall'esperienza personale, scusatemi, ma credo che sia quella una delle cose fondamentali per potersi orientare. Vi spiego perché. Io ho cominciato a fare questo mestiere nel 1975, sono quasi 40 anni, e nel 1975, siccome l'ho cominciato a fare in Lombardia, in provincia di Brescia, mi sono subito dovuto misurare con la riforma sanitaria che la Lombardia fece in quegli anni, negli ultimi anni negli anni 70. Un assessore regionale si chiamava Dario Rivolta, era un democristiano, credo di area di sinistra, ma insomma era un democristiano, fece questa riforma che prevedeva una cosa, partiva da questo concetto, che è quello che ha detto poco fa, credo, l'assessore, e cioè ci sono tanti ospedali, vanno razionalizzati. Non è detto che avere l'ospedale sotto casa vicino a pochi chilometri significhi avere un trattamento sanitario migliore. Perché? Perché nell'ospedale sotto casa magari non ci sono tutte le competenze, o se ci sono competenze comunque limitate, perché magari non si fanno tanti interventi, se ne fanno pochi, e quindi manca quell'esperienza, quella manualità, soprattutto quando si tratta di interventi chirurgici, che è richiesta. Ricordo per esempio dei reparti anche di ostetricia che non facevano i famosi 800 parti l'anno ritenuti la misura minima per avere una certa sicurezza, ma ne facevano magari 300, 350, e quindi si decise di chiuderli. Questo ovviamente scatenò le proteste della popolazione, successe di tutto, contestazioni, comitati, anche cose al limite della violenza, scoppiò anche qualche bomba in provincia di Brescia, ma alla fine si fece questa benedetta riforma. Risultato, sono passati 40 anni, non mi sembra che in Lombardia si debbano lamentare del trattamento sanitario, è una delle regioni, insieme con le altre, anche certamente con il Friuli, che offre ai propri cittadini il miglior servizio sanitario nazionale, e lo offre anche a chi viene da fuori dalla regione, e quindi questo è un argomento da affrontare sicuramente, razionalizzare, far capire alle persone che se anche l'ospedale non sta a 10 km ma sta a 20, sta a 30 km, comunque riceveranno un servizio migliore di quello che possono ricevere adesso. So che in diverse regioni questo è stato argomento di scontro, addirittura si sono giocate carriere politiche. Ricorderete per esempio che la battaglia in Puglia fatta da Nichi Vendola contro la riforma sanitaria di Raffaele Fitto finì perché si chiudeva l'ospedale di Terlizzi. Terlizzi è il paese di Nichi Vendola, ci furono delle contestazioni, finì con la vittoria di Nichi Vendola e la sconfitta di Raffaele Fitto, ed era un argomento importante. Però non c'è soltanto questo, secondo me, per cercare di ridurre la spesa sanitaria. Ci sono anche tante altre cose, e anche qui parto sempre dall'esperienza. Ci sono i costi standard, se ne è parlato tanto, era l'unica cosa forse buona del federalismo, e cioè il famoso centro di acquisti unico che doveva servire a far sì che la siringa costi tanto in Lombardia quanto in Friuli e altrettanto costi in Campania o in Calabria. Beh, non ci si riesce ad arrivare, non si riesce a stabilire un costo standard, ma non soltanto per la siringa, per tutto il resto, per cui noi scopriamo che ci sono forniture ospedaliere che in una regione costano 100 euro e in un'altra regione ne costano 300, e ovviamente questo è uno spreco, contribuisce a buttare via soldi, ma certo non contribuisce a curare meglio le persone. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna intervenire su questa spesa, che qualcuno la deve controllare e che ci deve essere un sistema che impedisca di sprecare il denaro dei contribuenti. Non significa non curare più le persone questo, non significa dare un servizio minore o meno qualificato, significa semplicemente risparmiare i soldi degli italiani. Aggiungo un altro elemento, una delle voci di spesa molto forti che incidono sul bilancio delle regioni sono ovviamente i
dei farmaci. I farmaci vengono distribuiti con grande facilità, spesso anche quando non c'è questa utilità. Ci sono regioni che hanno delle spese sanitarie da questo punto di vista, cioè da quella dei farmaci, che sono esplose. La Calabria, per esempio, che ha un consumo pro capite di medicine superiore a quello di altre regioni. Perché? Qual è la ragione? Non si capisce e ovviamente bisognerebbe intervenire, magari intervenendo anche sulla tipologia di distribuzione dei farmaci. Da noi i farmaci vengono distribuiti in scatole già preconfezionate, ma non è detto che debba essere così. Provate ad andare negli Stati Uniti, per esempio, e chiedere dei farmaci. Innanzitutto non vengono dati con tanta facilità, vengono dati dietro una prescrizione medica, e la prescrizione medica non è che stabilisce semplicemente che quel signore ha bisogno di farmaci e quindi diamoglieli, e diamogli un quantitativo indipendentemente dall'uso di cui questa persona ha bisogno. Se quella persona ha bisogno di una pillola, si va dal medico, c'è la prescrizione la si porta in farmacia e il farmacista consegna un barattolino con dentro una pillola. Questo significa risparmiare. Quante volte ci è capitato di prendere dei farmaci, di dover prendere 3 pastiglie, magari un antibiotico, ma ce ne sono 6, e le altre 3 cosa ce le facciamo? Le conserviamo, se non abbiamo bisogno poi di sottoporci ad un altro trattamento, queste scadono, finiscono direttamente dall'armadietto dei medicinali nella pattumiera, e non è uno spreco certo, però anche qui servirebbe, come accade in altri paesi, che gli ambulatori medici, gli ambulatori dei dottori, dei medici di famiglia fossero aperti anche la domenica. Se uno va a New York può benissimo andare da un medico, anzi viene, se per caso non ce l'ha sotto casa, è il farmacista che gli indica dove andare, e lì trova un medico pronto a fargli la prescrizione dopo averlo visitato, dopo aver accertato che ha assolutamente bisogno di quel medicinale, e gli prescrive esattamente le pillole di cui ha bisogno, nel quantitativo di cui ha bisogno. Serve cambiare la mentalità, serve assolutamente migliorare il nostro modo di operare, però a questo punto qualche taglio lo dobbiamo fare, perché altrimenti, se pensiamo di continuare a promettere tutto a tutti, a non dire ai cittadini ciò che è meglio e non ciò che è comodo, io ho la sensazione che finiremo male, perché ormai la spesa sanitaria si mangia gran parte del nostro bilancio, del bilancio dello Stato e del bilancio delle regioni. Di questo passo finiremo in default, cioè falliremo. E quindi lì non ci sarà nessun'altra cura che tagliare. Grazie direttore, grazie per i suoi interventi, buon proseguimento di serata. Io vi devo salutare però a questo punto. Sì, infatti le stavo augurando buon proseguimento con la chiusura del giornale, e arrivederci ad uno dei prossimi appuntamenti con la nostra trasmissione. Grazie. Assolutamente sì, grazie a voi, buona serata. Buona serata. Assessore, l'avevo interrotta sulla domanda che aveva posto il collega Bertoli, un attimo anche sulla questione dell'università. Le 2 università sono ancora sostenibili? Beh, diciamo che per la parte ovviamente che mi compete, la questione sanitaria che riguarda le università, effettivamente abbiamo incontrato i 2 rettori di recente, abbiamo fatto un ragionamento, adesso riapriremo il tavolo dei protocolli d'intesa per fare un protocollo d'intesa unico con le 2 università, perché effettivamente in tema proprio di revisione, riorganizzazione, su tutta una serie di partite bisogna ragionare sullo stesso tavolo. Le 2 università devono trovare accordi. Lancio lì una delle questioni, per esempio i corsi di laurea sanitaria, quindi tutti quelli delle professioni sanitarie. Noi come regioni abbiamo chiesto che vengano fatti assolutamente interateneo, quindi un corso di laurea per ciascuna professione sanitaria, che lo facciano insieme sia Udine che Trieste, quindi in collegamento, perché è indubbio che la nostra piccola regione deve trovare formule di aggregazione e di sinergia, perché non ci possiamo più permettere. Quindi così come sono non sono sostenibili le 2 università. Un attimo di pubblicità, poi torniamo e riprenderemo il nostro dibattito sulla sanità in Friuli Venezia Giulia. A tra poco.
o di aggiungere questa considerazione. Lei fa l'esempio giusto dei laboratori, no? Cioè adesso con il laboratorio dell'ospedale di Udine noi ragioneremo su un'area vasta. Bene, questa è una cosa che si può fare senza andare in legge. Difatti lei giustamente fa capire che lo farete attraverso gli indirizzi della giunta regionale. Però le pongo una domanda. In un'azienda unica, con un direttore unico, tutto diventa più facile. Perché quando sul laboratorio di Udine dovessero insistere il direttore della Bassa, il direttore dell'ospedale, il direttore della territoriale della Carnia, eccetera, eccetera, voi avrete diversi interlocutori. Credo che oltre al risparmio dei dirigenti, che comunque c'era ed era una cosa buona, avere un unico gestore significava anche avere una qualità di servizio e una omogeneità. Credo che questa sia un'occasione che avete comunque perso, perché potevate ripartire dalla mia proposta di legge e senza cambiare nulla, anzi facendo un bel passo avanti, mi avreste messo maggiormente in difficoltà facendo di più, non facendo di meno. In realtà voi state facendo di meno perché tornate indietro anche su questo. Lei, Presidente, forse ha toccato un argomento che mi ha quasi invitato a nozze. Vede, io penso che anche su queste questioni qua, io vedo il Servizio Sanitario Regionale, i direttori generali delle aziende che dovrebbero sentirsi parte di una squadra. Devo ammettere, e forse lo deve ammettere anche lei, che così non è, che queste aziende viaggiano un po' quasi in competizione l'una con l'altra, ma sono anche gli uomini che dirigono le aziende che evidentemente non si sono sentiti quello che dovrebbe essere. Io per esempio credo molto nel lavoro di squadra e credo che anche i direttori dovrebbero essere una squadra, quindi indipendentemente dal fatto che siano 3, 4, 5, se lavorano tutti per uno stesso risultato forse lavorano meglio. Bertoli. I percorsi di riforma sono difficili, cioè inutile nascondersi dietro un dito. Oggettivamente avete un impegno complicato perché la materia è complicata, eccetera. Ma se c'è una cosa che proprio è malata nel rapporto fra politica e sanità, è un'altra piuttosto. Spero che su questo vorrete convenire, perché se per una riforma ci vogliono 20 anni, poi si vede invece che in realtà, insomma, per le nomine dei dirigenti, persino dei primari, insomma, la politica risolve le questioni con grande rapidità. Insomma, possiamo dire che almeno su queste cose, forse, ecco, almeno di queste cose non dovrebbe occuparsi la politica, no? Che si occupasse un po' di più delle riforme del sistema sanitario, un po' meno di decidere chi deve fare il primario. Io capisco che poi chi gestisce queste risorse pubbliche, questo servizio pubblico deve essere in qualche modo indicato da chi ha questa responsabilità, ma non credete che ci sia un'eccessiva invadenza della politica anche sotto questo profilo? Guardi, qui rivendico il mio essere assessore tecnico, io su questa cosa sono sempre stata molto critica. Io ho rivendicato, questa cosa l'ho detta anche in alcune sedi ufficiali, le nomine politiche devono essere politiche. La nomina, per esempio nel mio caso del direttore centrale, è stata una nomina che mi competeva e l'ho fatta e l'ho fortemente voluta. I direttori generali sono una nomina che deve fare la Giunta e lì ci si deve fermare. Io sono assolutamente sulla questione dei primari, le responsabilità dei direttori generali, se sono direttori generali bravi e competenti, sapranno scegliere i primari bravi e competenti. Magari la politica deve con stare un concorso fuori. Magari per titoli. I concorsi sono previsti, poi le nomine sono comunque, adesso è cambiata un po' la normativa, comunque la scelta compete al direttore generale. Io sono assolutamente contraria all'ingerenza della politica. Posso chiederle una cosa, scusi Presidente, poi le restituisco subito la parola, ma com'è che in continuo, abbiamo detto in continua assenza di risorse che continuano a calare, i dirigenti prendono tutti il massimo dei premi tutti gli anni, non ce n'è uno che manca una volta all'obiettivo del 100%. Come fanno ad essere così bravi? Io non riesco a capirlo. Questa è un'altra delle cose, è un problema di meccanismi, perché da come si vengono stabiliti e fissati gli obiettivi. Se io fisso l'obiettivo che lei deve mettere quella cartina nel cassetto e lei la mette, è chiaro che poi io devo per forza. Perché poi giustamente i sindacati si indignano giustamente. Ma questa è una partita che non è solo, è anche a cascata nella sanità, tutto il sistema degli obiettivi, la vera difficoltà è lì, per quello ci vogliono bravi dirigenti, bravi manager e in questo caso e anche un po' di customer satisfaction magari. Esatto, bisognerebbe saper individuare gli obiettivi, quelli veri, quelli che possono poi dare anche... Chiedo scusa che ho interrotto il Presidente. No, volevo dire, io in 5 anni di Presidente, in cui uno ho fatto anche da assessore, non ho ricevuto una
interrogazione o interpellanza da parte di un'opposizione che era molto più tosta di quella che facciamo noi adesso, perché ricordo che Mauro Travanur piuttosto che Moretton si divertivano. Presidente, mi riservo per le nomine di dei commissari. No, non è così, perché io non sono mai intervenuto su questo. Se poi lei mi parla di direttore centrale, di direttori d'azienda, questo è un altro discorso, perché come ricordava l'assessore sono nomine politiche, e probabilmente qualcuno ne abbiamo anche sbagliata. Però, voglio dire, abbiamo sempre pescato negli albi e mai al di fuori degli albi. Dopodiché negli albi hanno 100 persone, mi pare anche naturale che uno rischi ogni tanto di sbagliare scegliendo qualcuno più vicino. Però sulle nomine di primari io non sono mai intervenuto e sfido chiunque a dire il contrario, ma non perché volessi fare il puro, semplicemente perché con quale competenza può intervenire su questo? Invece, lo possiamo dire qui, le gerarchie mediche spesso intervengono a segnalare prenda questo e molte delle volte in base al detto promoveatur, utmoveatur. Qualche primario che voleva liberarsi di un aiuto scomodo diceva mandalo primario dall'altra parte che è bravo. Ebbene, siamo giunti al termine di questa puntata di Friuli 2013. Io ringrazio l'assessore Tedesca per essere stata in nostra compagnia e le diamo appuntamento tra qualche mese per avere qualche idea ancora più chiara di quella che è l'idea di riforma della sanità in Friuli Venezia Giulia. Grazie a Renzo Tondo, buonasera anche con Tondo, magari ci rivedremo perché ha detto che ci dirà dopo dove andare a pescare più avanti, i 200, 300, 400 milioni di Forza Italia, ma ci faremo dire anche dove andare a pescare questi 200-300 milioni di euro che mancheranno. Forse ai cittadini interessa più questo che la collocazione politica. Ma anche quello interessa. Ma sì, siete bravi a montare i casi su tutto, quindi immaginiamoci se una mia passata a Roma in questi tempi mi va che bene così. Magari andare a parlare di Galliani. Non ce n'erano tanti in quel consesso, eravate pochi, quanti eravate? 18? In 20. 20 a livello nazionale, insomma esserci ha una sua rilevanza politica anche per il Friuli Venezia Giulia. Direi che ha un certo spessore, insomma. Ne parleremo. Ne parleremo. Grazie a Giovanni Bertoli, grazie a voi, direttore del settimanale del Friuli, e grazie ad Omar Monestieri che ritroveremo tra 2 settimane quando torneremo con Friuli 2013. La prossima settimana sarà il turno di Friuli Finanza. Buon proseguimento con Udinese Channel.